La mia grande perplessità è che quella che in questo momento, in un momento grave di difficoltà come quella relativa alle bollette, si aggiunga un'ulteriore tassa. Attenzione poi, pare che questa tassa entri in vigore nel 2024 certo. e quindi a emergenza finita di fatto, e quindi non è una cosa che va a tamponare una situazione di emergenza attuale, che è dove c'è oggettivamente un forte bisogno. Allora, delle due l'una: o si pensa che questa emergenza diventi atavica e quindi anche per il 2023-2024 resti così, oppure ci si rende conto che quel tax free Veneto che si è perorato per 12-13 anni è finito, o meglio non ha dato quei risultati. Combinato disposto tra immagine e efficienza che magari si pensava che potesse continuare a dare. La questione 2024, lo volevo solo dire, è una questione tecnica purtroppo, perché comunque sia fosse messa nella manovra di bilancio, la manovra di bilancio, parlando 2023, avrebbe di incidere sui redditi del 2023 che vengono, ovviamente le tasse vengono pagate nel 2024. È solo una questione tecnica, certo. Poi le anticipazioni di cassa le puoi fare. Certo. Allora, la vedo perplesso, no? No, cercavo di capire, Boron, sulle anticipazioni di cassa rispetto all'efficacia di una cosa, perché io faccio il sindaco, la finanza creativa è un'altra roba. Le anticipazioni... No, le anticipazioni le puoi fare, le spese di cassa nel momento in cui... Spese e competenza sono anticipazioni di cassa, è un'altra roba, quella di quando ha effetto la manovra su quali redditi. Dai, se no facciamo fatica. Ha effetto sul 2023, ma la cassa è 2024. Certo, perché i redditi sono 2023, ma certo, ma tu i soldi in cassa te l'hai 2024, se tu devi intervenire su momenti di... hanno effetto sul 2023. Sì, ma quali anticipazioni puoi fare di quello di 300 milioni in cassa? Tu non avrai mica 300 milioni in cassa da anticipare nel 2023 sull'incassato. Boron, ce li hai? La Regione Veneto ha un bilancio talmente solido, e ovviamente è possibile, che ha capacità di indebitamento se vuole. Non mi mette in difficoltà per nulla, No. Bene. Non abbiamo tempo per fare questa discussione Vedremo però... quando sarà in commissione, in consiglio, cosa farà Fratelli d'Italia, se andrà in difficoltà o dovrà in qualche modo discutere la situazione. Noi l'abbiamo già anticipato, noi al netto del fatto, Boron, che noi discutiamo, oggi stiamo discutendo su una boutade sul giornale di Calzavara, stiamo discutendo di una boutade giornalistica di Calzavara, che l'abbia fatta apposta per far nascere la discussione, per farci capire che lui ha già parlato con le forze sindacali, ha già ottenuto l'ok, questa è un'altra partita. Che stia cercando di convincere il Presidente, o che l'abbia già convinto, altrimenti non sarebbe uscito, del fatto che per 10 anni non l'abbiamo messa, o 12, e adesso la mettiamo, questa è un'altra partita. Dopodiché, come ho detto prima, questa partita verrà in commissione e lì noi solleveremo le nostre perplessità.